Rieccoci, l'appuntamento del martedì sera, il sindaco risponde 19:30, 20:30, ricordo ancora che non siamo in diretta ma siamo in registrata, quindi i messaggi che sto leggendo ora sono quelli della settimana scorsa e ne leggo uno molto lungo, sindaco. Dunque, la puntata scorsa c'era il vice sindaco Michalizzi, ho seguito la puntata dell'11 aprile con l'intervista al vice sindaco dove si è parlato anche di Movida. Mi dispiace molto per come continua ad essere sottovalutato il fenomeno che da anni danneggia molte persone. È incredibile per i residenti di certi quartieri sentir parlare con tanta superficialità dei loro diritti di base, continuamente lesi e offesi, come se stessero lagnandosi per svago, come se stessero esagerando. È molto chiaro che né il giornalista né il vice sindaco abitano in una zona colpita così pesantemente dal fenomeno della mala movida, dove non è più possibile condurre una vita normale per la più parte dell'anno oramai. Quartieri lesi, sfruttati anche dalla superficialità con cui se ne parla e con la quale la si amministra. Se qualcuno volesse fare due passi al portello e constatare puntini, può restare anche a dormire, soniscoteca, e a cui nessuno è andato a controllare come hanno tenuto e voi a dormire con un bar sotto casa che fa musica come fosse una D con centinaia di ragazzi urlanti sotto le finestre. Altro che città le licenze, altro che città le licenze permesse. Adesso c'è un messaggio che non è scritto bene, cerco di interpretarlo. Provate voi a cercare invano tranquillità, tutti ospitali e ben disposti agli scambi di appartamento, viva una città fuori controllo. Vabbè, provato a vivere una città fuori controllo. Vabbè. Più o meno ho capito il senso di questo messaggio, sindaco. L'ho letto perché ne ho ovviamente tramandato, non è completato bene, però il concetto si capisce molto bene. Si lamentano ovviamente della movida, sia a zona al portello sia in centro, dove la cosa viene vista dal vice sindaco con molta superficialità e dove praticamente non vengono rispettate le regole. Questo è un argomento sollevato più volte al COSP, sarebbe il Comitato Ordine e Sicurezza, in cui sono presenti il prefetto, il questore, forze dell'ordine, carabinieri, quadri di finanza e tutti quanti. È un argomento molto difficile, lo ammetto. Ricordiamo un'altra volta, l'ho detto 1000 volte, noi siamo una città universitaria con 61.000 iscritti, 24.000 matricole e 40.000 ragazzi solo del medio superiore. Siamo una città nella città. Allora, vi ricordo che dopo mezzanotte è vietato qualsiasi suono, musica, non c'è, perché controllo la Polizia di Stato, Polizia locale, Guardia di Finanza, Carabinieri controllano in continuazione e chiudiamo locali che sbagliano in questo senso. A maggio, fine aprile e maggio, ritorneremo questi tutor, che non sono, che è una logica di educazione per quanto riguarda i ragazzi, che si comportano correttamente nel rispetto di chi abita in centro. Cerchiamo di delocalizzare il più possibile manifestazioni, per cui Navigli piuttosto che Staffe, piuttosto che tantissimi posti in cui vengono fatte manifestazioni esterne. Cercare di depotenziare. Ma nel fare questo non vuol dire che si allargano anche i problemi, cioè se lei sposta le persone per evitare grandi numeri, è chiaro che se vanno di là, di qua e di là, creano problemi di movida anche dalle altre parti della città. No, vuol dire che se lasciamo tutti in centro diventa un problema. Vuol dire portare tutti quanti anche nella prima periferia, in modo tale che creino meno problemi. Per cui in pratica c'è la lamentela, e io lo capisco, che sia chiaro, lo capisco perfettamente, della gente che chiacchiera e parla. È impossibile vietare alle persone che parlino e chiacchierino. Non è possibile. C'è il maleducato che urla, per carità, ma non c'è musica. Noi sanzioniamo in maniera puntuale tutti i locali. No, i locali sono a posto, sono i ragazzi che adesso di moda il portello, lo scorso portello, Piazza dei Signori, tra il prossimo anno sarà di moda un altro posto. Io sono veramente costernato perché nessuna amministrazione è riuscita a debellare, posto che sia il termine debellare correttamente usabile. Facciamo fatica. Ecco, solo il Covid è riuscito. Sì, per esempio, un altro messaggio dice solo il Covid, quando non c'era più nessuno in centro.
Certo, un altro messaggio dice ma sono controllato i decibel perché lì è vero però la musica dovrebbe avere un limite, invece lì ci sono dei volumi molto alti. No, non esiste, non è vero, non è vero, proprio non è vero. Ma Polizia di Stato, Finanza, Polizia Locale, non c'è, se c'è viene sanzionato, viene chiuso il locale, punto. Quindi non c'è questo problema che dice... La musica non c'è, è il cicalezzo, le persone che parlano sì, questo sì, sono tante. 3.000 persone in piazza, è chiaro che quando parlano 3.000 persone assieme ne esce un disturbo. Non sto dicendo che non c'è il problema, sto dicendo che non c'è la musica, questo è sicuro. Diciamo, ho detto che l'altra volta però sono arrabbiati perché ho detto ci vuole un po' di buonsenso da parte di tutti, però diventa difficile anche questo. Come si fa a impedire alle persone che parlino? A livello perfetto, questo non siamo capaci, ma anche vecchie amministrazioni non sono mai riuscito. In più ogni anno aumentano gli studenti, ogni anno aumentano, con grande mia gioia che sia chiaro, perché vuol dire che la città abbiamo una grande università che attira moltissimo e per cui sono contento, vuol dire cultura, vuol dire anche però economia, vuol dire che lavorano tutti quanti lavorano. Cioè, un problema che abbiamo è che non ci sono posti letto per i ragazzi, per cui abbiamo un problema inverso. Certo. Senta, leggo invece un messaggio che è arrivato da Giovanni, che lo trovo anche interessante e anche magari può dare qualche indicazione. Dice: Prato della Valle, ingresso al parcheggio al sabato, un continuo entrare ed uscire di auto, ma in quel punto è la fermata autobus, tante persone che aspettano appunto l'autobus, sarebbe opportuno spostare l'uno o l'altro per evitare qualche investimento e per maggior sicurezza l'incolumità della gente prima che accada qualcosa di grave o una tragedia. Hai capito il punto lì? Sì, ho capito perfettamente. Penso volentieri c'è coda anche per quanto riguarda l'ingresso del parcheggio. Mi riservo di parlare con Bus Italia, trovare un sistema, forse spostando la fermata. No? Sì, lui dice questo, si può spostare un po' la fermata, perché dice la fermata proprio opposta dove però c'è... è molto vicina, non so se... Ho capito perfettamente, devo parlare con Bus Italia. Lui dice c'è proprio dove c'è l'attraversamento delle persone, attraversano, arriva l'autobus, c'è confusione, che non succeda qualche tragedia, c'è molto traffico, è meglio spostarlo un attimo, mi sembra anche come ragionamento che ci può stare. Senta, via Friburgo, continuano i lavori via Friburgo, siamo andati oggi, fra poco le faremo vedere anche le immagini, i lavori continuano insomma, per creare quella barriera naturale, eccola qui. Seminaturale. Seminaturale. Seminaturale, nel senso c'è un rilievo di terra e poi è stato messo... L'abbiamo fatta tipo Schumacher noi con l'automobile, eccola lì. Cioè, perché? Che cosa vuol dire tipo Schumacher? No, non lei, dicevo, nelle riprese, con le prime immagini che abbiamo visto, correva forte la macchina nostra per fare, capito? Sembrava Schumacher, era una battuta ovviamente, sì, okay. Non c'entra nulla in comune su questo. No? Devo dire che io sono soddisfatto del lavoro fatto e vedrete quando sarà terminata il tutto sarà contento anche i residenti che erano anni che protestavano per i rumori, per cui sono convinto che anzi è stato fatto un bel lavoro. Ecco, questo si vede chiaramente cosa verrà fatto. Non sarà totalmente evitato il rumore, ma sarà attenuato in maniera sensibile. Penso che sia fatto un bel lavoro, che vedremo i frutti quando è terminato. Certo, manca, insomma, si vede che i lavori stanno proseguendo. Senta, io le faccio una domanda anche la settimana scorsa al vice sindaco, però sono costretto perché arrivano messaggi. Pradina e Piazza Insurrezione, parcheggi a Padova, croce delizia di questa città. La Pradina, adesso è arrivato un nuovo sovrintendente, l'architetto di Tinè, con cui ho un ottimo rapporto, come prima avevo un ottimo rapporto con l'architetto Magani. Per cui siamo impegnati con il sovrintendente a collaborare un piano per quanto riguarda la Pradina. Ricordo che la Pradina è un'area che è stata acquisita dal Comune di Padova sotto l'aspetto di una permuta con via Anelli, dove sarà costruita la questura. E la domanda è perché non è ancora iniziata la questura? Perché non è ancora il finanziamento a suo tempo, solo un breve passato di 50 milioni di euro per quanto riguarda il Ministero. Ed è aumentato 60. Prego?
ed è aumentato a 60. È aumentato e stiamo aspettando il Ministero che dia il benestare. Per la questura. Perché non dà benestare? Per chiudere la questura di Napoli, chiudere l'operazione questura di Napoli e poi tutte le questure sono sistemate in Italia per cui dare l'ok. Questa questura, perché stiamo aspettando lo Stato in definitiva. Noi siamo il progetto, cioè, tutto pronto. Non sto scaricando il problema. Bene, quindi... Questura, appena sarà in una settimana, un mese. Ma io non le ho chiesto della questura. Sto arrivando, sto dando informazioni in più. No, perché anche Michalizzi parte sempre quando le faccio questa domanda e mi dice la questura abbiamo fatto il passaggio, tutto bello. La prendina, avete fatto un lavoro detto. che nessuno prima aveva fatto. Esattamente. Detto questo, la prendina sono 5 anni che siamo in questa impegnati situazione. con il sovrintendente a fare un piano, ma sarà questione di qualche settimana, in collaborazione con il sovrintendente. Che vuol dire? Vuol dire verde, vuol dire parcheggio, vuol dire mettere a posto i due siti che sono protetti sotto l'aspetto sovrintendente, capire un attimo cosa si fa con il muro di Via Orsini. È un progetto globale che va visto col sovrintendente. Punto. Ma sarà questo. Il progetto sarà questione di poco, il progetto sarà questione di tanto, perché vuol dire un grosso investimento. Vabbè, arriva un altro messaggio che dice: caro sindaco, nelle puntate precedenti lei ha detto che i monopattini e le biciclette, quelle a pagamento, insomma, pagano la multa praticamente se non parcheggiano male. Però scrive Antonio che ne vede sempre di più a Padova parcheggiate male. Ma è vera questa storia oppure no? Perché ha detto continua a vedere biciclette per terra, biciclette, monopattini parcheggiati male. È tutto vero? State prendendo dei provvedimenti in merito? Vengono multati, nel senso vengono tolto credito dai monopattini quando sono... A meno che non sia a fine credito. Di solito viene tolto. D'altronde ripeto, siamo una città universitaria, siamo un sacco di gente che va in monopattino, in bicicletta male. Veramente, se vedete anche quante biciclette ci sono, è incredibile. Lei ha seguito la notizia, mi scuso, così la settimana scorsa, l'ho chiesto anche a Michalizzi, il vice sindaco, a Parigi non vogliono più dare i monopattini a noleggio. Ha detto basta. È d'accordo sotto questo profilo di toglierli? Oppure comunque non trova che comunque siano un pericolo come vengono messi, come vengono usati? Se vengono usati in maniera corretta non sono un pericolo, anzi è una cosa decisamente positiva. Chiaramente non bisogna andare via in due. Io spero che venga messo a mano il codice stradale della strada, nel senso che vengano obbligati a chi li usa a usare il casco, tipo bicicletta, caschetto, che devono essere obbligatori il sorso di indicatori di direzione. Un po' di cose vanno fatte obiettivamente, però nessuno le fa, per cui non è che possiamo stabilire noi queste cose. Io dico, senza in particolare modo biciclette diventa difficilissima la circolazione a Padova, sono tantissime, ma vedete quanti ce ne sono tante. Ogni volta, anch'io, bisogna stare attenti. Chi guida in centro, parlo per quanto riguarda automobilisti, devo stare attenti perché sono tanti ciclisti. Bene, messaggio proprio delle piazze, lo scrive la signora Paola, dice: ho visto che da una settimana, da un po' di giorni, in piazza delle Erbe non ci sono più i paletti che delimitavano la piazza. Sono stati tolti definitivamente? Le chiede? No, solo provvisoriamente, perché è scaduto l'accordo con la cooperativa e sono in manutenzione e verranno rimesse tra pochissimo. Però non è male vista così, è più bella vederla. È più bella così, però basta che ognuno non comincia a parcheggiare come prima. No, sì, dico, nel vederla. È più bella, ammetto che è più bella, però adesso stanno facendo manutenzione, se ritornano i parcheggi che c'erano una volta diventa un problema. Senza è più bella. Va bene. Senta, per quanto riguarda i bagni pubblici? Sta interessandosi l'assessore Michalizzi, abbiamo già ricevuto il benestare dalla sovrintendenza per 5 bagni autopulenti in centro. Stiamo andando avanti con il solito. Non si sa quando, ovviamente. Quando non lo dico più. I tempi sono talmente strani, l'amministratore pubblico avete idea. Senta, invece c'è un grande evento, domenica c'è la maratona. Bellissima. Una festa della città, è una cosa bellissima. Sia come comune, come provincia collaboriamo anche in termini economico, ma tutti i volontari, l'industria, veramente è una festa della città, ha sempre più successo
una città che cambia quelle zone in maniera positiva, perché non solo gente che corre, per carità, anche chi fa la passeggiata, in modo di vedere Padova sotto la traversa. Sono molto contento e molto grato a chi organizza questo, perché è un giorno di festa per la città. Poi ci sono dei numeri incredibili, 4.000 che fanno la maratona, più tutti quelli che fanno la mezza, le cittadine. La gente che passeggia col cane, con quella cosa, sì, i bambini, è veramente uno spettacolo. Prego? Lei partecipa, dico. Certo, ma a livello 5 km, ma io cammino, non corro. Sì, no, ho visto, mi ricordo bene, ho visto che cammina. No, una volta faccio qualche corsetto, adesso cammino, però devo dire è una bellissima giornata per quanto mi riguarda. Senti, le dico così, è il Padova che è andato ai playoff, dato che parliamo di sport? No, non sono contento, sono estasiato. Non si sa mai come va a finire, l'ho sempre detto nel calcio. Infatti, non dico più niente, ma è importante perché i soliti giornalisti vengono smentiti in maniera clamorosa. Fino a un mese fa, tutti quanti, un mese e mezzo fa, che il Padova non va. Adesso va, per cui tutti quanti, ecco, l'avevo detto io che andava bene. Lasciamo perdere, non voglio commentare assolutamente nulla. Sono contento, felice, mi sono già segnato le date in cui c'è il playoff. Andrò a vederli, è una cosa importante per quanto mi riguarda, non solo come sindaco, come tifoso, incrocio le dita, non si sa mai cosa può andare. È un altro campionato. Beh sì, la signora Carme dice, attraverso sempre via Gustavo Modena, perché non illuminate di più le strisce pedonali? Stiamo facendo tantissimi attraversamenti pedonali illuminati, probabilmente anche la zona è molto pericolosa, dobbiamo stare attenti. Può essere che sia già prevista, Sì, no, dice che attraversa e quindi sempre... Dobbiamo stare attenti, però bisogna illuminare bene, ha ragione. No, perché delle volte ovviamente dice, vabbè, si sa, sono tutte tematiche così. Leroy Merlin, sono novità, è chiaro che è privato, sono novità oppure... Decidono loro. Senta, vi ricordo che sono un metodo di prezzi spaventoso di tutte le materie prime. C'è ancora, non è sia passato, chi sta facendo qualcosa lo sa perfettamente, per cui stanno aspettando che cali i prezzi, poco a fare. Ecco, la settimana scorsa ho fatto una domanda a Michele, dove risponde il sindaco, il PP1? Il PP1 sono molto soddisfatto e contento, stiamo lavorando bene. Stiamo trovando la quadra dopo tanti anni, come dire, Stonin, provincia, comune, bonifica, chi fa l'investimento, che ha messo in bonus la società. Io penso siamo avviati a una soluzione, non dico domani, però mai verbalmente abbiamo trovato le soluzioni, verbalmente. Ce ne può dire? No. Perché? Cioè, no... Perché devono essere codificato solo dal pedo legale? Ah, ho capito. Mentre Piazzale Boschetti? Piazzale Boschetti stanno lavorando, se avete visto, stanno completando la famosa Bailer. Noi a breve completeremo per quanto riguarda l'aspetto del parco, per cui vuol dire guardando Piazzale Boschetti la parte sinistra, che è già una parte fatta, poi resta in privati. Anche l'accordo con i privati è già raggiunto, per cui si tratta solo di codificare anche quello. Senta, prima quando abbiamo parlato della Pradina, le avevo detto che Piazza Insurrezione non l'abbiamo citata, e per dover di cronaca le avevo chiesto, perché lì si dovrebbe fare ovviamente chiamiamole la via del lusso, ci dovrebbe, la Camera di Commercio dovrebbe nascere un albergo, però il proprietario... No, Camera di Commercio? Camera di Commercio doveva essere sistemata piano terra, sì, e di fronte doveva nascere un albergo, ho capito male. Il proprietario ha detto se la piazza non viene liberata dall'auto non faccio nulla, ecco, ci può raccontare... Non mi risulta questo, che abbia detto questo, il proprietario ha chiesto che lungo dove dovrebbe sorgere l'albergo si tolgono le macchine, ho detto sì, questo è chiaro, ma non per quanto riguarda Piazza Insurrezione, per quanto riguarda Via Verdi, l'aspetto di fronte al probabile hotel, certamente vengono tolte, può essere che vengano tolte anche le auto, è solo un problema di bilancio economico.
Noi siamo in difficoltà sotto l'aspetto economico. A me piacerebbe, l'ho detto 1000 volte, piacerebbe chiudere domani mattina e trovare altre soluzioni. Però dobbiamo ponderare l'aspetto economico. Non sono attaccato a... Ma lì per soluzione chiedono, si può fare come chiedeva qualcuno un parcheggio interrato? Non credo, anche perché sono pochi, sono 120 posti. Pensate, se vado 2-3 piani sotto, il costo di questo... allora, cosa costa un parcheggio interrato in zona normale? 30.000 euro a posto, 30.000 euro. Se facciamo, non so, 200 posti, però fate 200 posti per 30.000 euro, cosa ne esce? Devo pagare quanti soldi un parcheggio? È fattibile, è piccola Piazza Risurrezione, non è grande. Se sviluppiamo in verticale, non è fattibile. Certo. No, io le faccio domande che mi No, pongono, sto spiegando, cioè, è troppo costoso. Dopo dobbiamo far pagare 7 euro all'ora. Non è fattibile. Però con questo non vuol dire che non facciamo niente, con questo vuol dire che verifichiamo la fattibilità di chiudere Piazza Insurrezione e portarla a altre soluzioni, non parcheggio, perché è veramente brutto, ma non c'entra niente con l'albergo. Perfetto, volevo chiedere, ho visto alla regia, ho messo il cartello pubblicità, c'è la pubblicità alla chiusura perché non so bene il tempo, se c'è la pubblicità andiamo in pubblicità tra poco.